intenso, sempre intenso, sempre intenso. Leo, fai l'andatura in modo che non ci fermiamo mai. Serve fare 2 metri in più, fai 2 metri in più, non camminiamo. Adesso ci mettiamo a coppia, ok? Intenso ragazzi, sempre intenso. Non camminiamo, torniamo comunque per ripartire il corso dopo. Bravi, bravi. Ok. Adesso torna singolo. Vai bene con quella carica, raga, bene. Vai. Rapidi di seguito, dai subito, parti subito. Prendi la larga, Leo, che non ci fermiamo, arrivi e ripartiamo subito a coppia. Vai, alto. A destra e a sinistra. Appena si ferma Carlo, andiamo a recuperare un minuto. Ragazzi, ha bisogno di stretti, chi ha problemi. Un minuto di recupero. Sì. Ancora 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Vai. Basso primo basso. Intenso. Ok? Non far coda, prendila un po' più larga ma non ci fermiamo mai. Coppia. Coppia invertita. Bravi così. Dai che non si muove mai la scaletta, bravi. Dentro fuori. Vai di seguito. Intenso di seguito. Bravi. Una verticale, una sinistra. Adesso andiamo qua. Recuperiamo un attimo. Finiamo tutti, intenso tutti. Recuperiamo un attimo, intanto vi dico cosa dobbiamo fare qua.
Allora ci dividiamo, è lo stesso esercizio, ci dividiamo in due gruppi, quindi metà squadra su questo cinesino qua e metà sul cinesino arancione e l'azzurro. Adesso ve lo spiego tutti qua, aspettate un attimo, andare via. Ve lo dico a tutti qua così dopo. Le partenze, uno squat e andiamo, uno skip andiamo, uno skip laterale andiamo, un altro skip laterale andiamo, una spallata andiamo, uno skip all'indietro ci giriamo andiamo. Rapidità, slalom tra i paletti, massima rapidità laterale, scatto esplosivo e finisce qui. Questa è la zona dove poi molliamo, non molliamo qui, arriviamo lì, esplosivo fino a qui e poi molliamo. Quando esco dal paletto, lo scappo fino al cinesino. Primo squat, secondo? Fai squat, poi fai uno skip laterale da una parte, poi un laterale da quell'altra, ok? Un laterale con uno skip dietro, Fate solo. poi ti dai una spallata in due, poi partite Un altro. e l'ultimo lo spallate in basso. Ma proprio solo uno così e via. Ci siamo? Polso lassù? Sì? Fai il tuo. 45 secondi di recupero da un giro all'altro. Dai, andiamo! Andiamo? Vai! Forte, forte, Dentro, rapidi! Teniamo fino al cinesino e molliamo dopo! Inverti! Continua la corsa, inverti, vai dall'altra parte! Quindi adesso skip. Fino alla corsa, fino al cinesino e molliamo dopo! Stop! Recuperiamo 40 secondi! Frontale? Di lato, facciamo due skip di lato e poi partiamo. Ah, di lato. Cos'è che guardi? Di lato adesso da una parte e il giro dopo dall'altra. Speriamo un attimo. Ehi raga, due skip, non un quarto d'ora. 6, 3, 2, 1, vai! forte, Andiamo, forte via! Attenzione a non scontrarsi ragazzi! dai, forte, Tu, bravi, fino al cinesino! dai, le iniziamo a vincere adesso la partita, Si molla dopo il cinesino raga, non prima in questo iniziamo a vincere la partita, Adesso skip dalla parte opposta, sempre due. Là così non ci scontriamo. 2, 1, andiamo! Via, dai, su! Vieni bene! Bravissimi! Buono Gio, buono, tieni! Bravi ragazzi, bravi. Adesso dietro, andiamo. Sono due skippate nel. Io non vado indietro, schippo e vado in giro. Due fasi. Guarda, da qua faccio così. Farlo come se c'è davanti. Fai così, poi qui. Non so che la vedi. Sì. Fai lo schip come se fosse avanti. Qualche problema qualcuno? Io dovrei. Se faccio questo dopo devo fare così.
4, 3, 2, 1, andiamo! Vai! Dai, duro! Rapidi tra gli ostacoli e via esplosivi fino al cinesino! Fino al cinesino, esplosivi e vogliamo dopo! Siamo pari lassù? Siamo pari o dispari? 2, 4, 6, 8 dispari. Allora vengo io, però io lo scatto non lo faccio. Parti dal basso. E poi quello esterno parte per primo. Sì. Quello esterno parte per primo, che non partiamo assieme e ci andiamo a scontrare. Ok? Raga, ci mettiamo a coppie. Salto, quello esterno parte per primo e l'altro dietro. Marco, capito? Ok? Chi è l'ultimo che rimane da solo? Vieni a farlo per primo. Così poi mi libero. Piano vista che lo sfonda, Mettiti esterno perché corri te mica io. Matti, Stacca. ci vuoi venire qua, vieni. No, fai lo slalom. Pronti? 3, 2, 1, vai! Dai! Andiamo! Dai, fino al cinesino, non molliamo! Rapidi tra gli ostacoli, non molliamo! Ok, andiamo dall'altra parte, invertiamo. Stai te da Buono, sì. tocca la sinistra. Roba da pazzi. Ma potevi fare così con i paletti? Hai visto loro come me l'hanno lasciato piegato? Ma non per il cazzo. Vabbè, ci stava bene, scusate. Voi Bene, potete fare vecchio. le cose, io no. No, lì. Non è vecchio. Perché te non ti compri le tue Dai, scarpe? Franz Gerbert, girati. Grandi vecchi. Cioè, ma no, si scherza. Perché te non ti compri mai le tue scarpe? Io no. Le vendi agli altri. Io perdo un Quindi no, era no, quelle il bianche, Smetti. 10. No, potevi dire quello che No, no, 10 non così. Guarda, io per primo adesso. No, hai due per primo adesso. perché quello su esterno. Se vuoi guardate via tutti i paletti anche. 4, 3, 2, 1, vai! 10? Dai, rapidi! Rapidi fino al cinesino! È l'ultimo! Buono! Partenza. Allora, vi spiego il lavoro. Vi spiego il lavoro, comunque avete 2 minuti ancora. Il quadrato è fino all'aria. Questo è il rettangolo. Difensori dentro. Sono 4 indietro e un play. Non aspetta il cambio. Sono 4 arancioni. Dopo facciamo a tanto. Fuori il quadrato, tutti arancioni, pressano 4. Quello di sempre, uscite. Sì, via tutto. Nessuno può entrare in aria. Potete tornare blu col portiere se siete pressati, senza problemi. Ciao. Possesso. Solo possesso. Senza uscita. Voi fate gol, certo. Abbiamo perso il possesso e loro fanno il gol. Quindi possiamo andare dentro e difendere. A giocare no, difendere sì. Un minuto. Abbassa e basta. No, no, libero. Libera tutto, libera tutto. Libero. Io posso fare cambio gioco? Sì. Tutto libero. Solo che si perdete il possesso, ti attaccano. Mister, se prendi 2 paletti.
Condurlo dentro la porta! Va! Gioca! Bravo! Condurlo dentro la porta! Continua!
Bravo, bravi. Di nuovo, Gioe. Dobbiamo giocare la palla e Dai, conclude! Concludiamo!
col destro. Avete capito? Come hai capito? Esatto, con lui che è mancino se la dà in avanti la palla. Iniziala! Fai due di seguito! Aspetta che inizia Joe! Aspetta Joe, comunque avete tempo. 30 secondi ancora. Luca! Sono due. Ricordi, no? Parte Joel! 2, 1, andiamo! Aspetta che escono! Fuori, va! Luca, bravo! Adesso dovete partire quando fischio io, ti fa il cross. Non fare tanto! Non fare tanto!
Attenzione, c'è una sola regola. Questa a metà campo. Nel mio campo, se tocchi non si solleva. Offensivo. Capito, no? Ehi! Sì! L'autonomia! Ma no, peggio per te se la vincevi. Se la vincevi, coglione. Allora, tre tocchi non si solleva al mio campo, offensivo libero. No, libero, offensivo libero. No, nel mio campo, parte del mio campo. Gioca! Perfetto, adesso è entrato. Conclude! Sempre parte del partire dal basso! Se parte dal basso! Gioca! Bravo, bien, giro palla e andiamo dall'altra parte, perché dobbiamo fare partita. Loga questa palla. Bravo Mattia, a terra. Giocate comunque libero per giocare. 1-0. Grande lui. Loga, cambio possesso. A terra. Cambio possesso. A terra, uscita. Una buona uscita per concludere il Gioca, giocate la palla. È una un'abitudine a giocare sotto pressione. Giocate sotto pressione. Veramente le sponda. Perfetto. Bravo Marco. Giocate sotto pressione. Giocate senza paura. Prova a giocare. Bravi. Sì, portiere. Bravi bestie, giocate! Anche possesso! Avete già la palla! Avete la palla! Sì! Solo gioca!
Tranquillo Mario, 30 secondi ancora. Vai avanti, vai avanti. Vai avanti, Agge. Difensivamente 3 tocchi, non sollevo fare oltre la cintura. Offensivamente liberi. 5. Ah! Dopo! Vai avanti. Postura. Mario. Mauricio. Toma. Perfetto Nicola. Avete il possesso. Nico. Solo. Toma. Entra dentro e sei libero. Calma girato. Alto con intensità. Dai intensi. Perfetto. Avanti Mario. Mano. Vieni palla, gestisci, scegli bene, dobbiamo scegliere bene l'offensiva. Gioca, postura al corpo, postura Luca. Tira. Bravo Bianchi! Bravo Dani! Perfetto, devo entrare alla zona libera! Vai libero! Angolo, parti. Gavi! Non c'è angolo! Fermo! Solo! Perfetto Francesco! Mario! Girate! Avanzo! Bravo Fran, gioca! Perfetto France! Perfetto! Libero Alce, libero! Bravi animali! E golazo! Uno sopra blu animali! Pulisce! Andiamo dentro l'area, pulisce! Fuori, dai! Mario! Era fuori, dai! Dietro!
giusto così, è giusto. Mister, alziamo i paletti per favore. Bravi animali. Tutti con me un attimo. Tutti qua con me. Bravo, bravo, bravi tutti, bravi. Bravi. Allora ragazzi, chiedo 15 minuti a te. Facciamo 11 contatti. Difensori di quella parte. Dani e Marco insieme. Prima quando abbiamo fatto il cross, gli stessi ruoli, tutti. Esterno. Luca. Allora ragazzi, facciamo le stesse cose, ma lo dobbiamo rifare, perché non sono uscite perfettamente come lo dobbiamo fare uscire. Quindi, partenza, quando al terzino nostro la palla, lo che deve fare il mezzala del zona è allargarsi, quindi vai largo, vai una corsetta, vai. 10, con loro da toccare. Vai, 7-1, siete sempre, chi sono insieme sempre muovetevi insieme. Loro fanno questi movimenti perché devono fare uscire al loro quinto. Quando Gouba viene qua al loro quinto, la palla va piano sopra per l'attaccante che scatta, non il trequartista. Perché la settimana scorsa, la domenica scorsa, Bosso ha fatto il trequartista e scattava lui. E è lontano per lui. Gli deve scattare il punta. Perché come c'è questa palla fino a che arriva qua al punto centrale arriva. Ma un trequartista di questa zona è lontanissimo. Quindi un punta deve andare dietro il quinto. E la palla viene qua. Allora facciamo una. Venite dentro. Fede le dai la palla a lui. 5, 10, 20, Leo. Andiamo! Partenza! Questo deve essere fatto con intensità! Con intensità! Perfetta questa! Leo un pochettino più fuori. Al quadrato. Perfetto! Perfetto! La stessa cosa dall'altra parte, andiamo! Quando facciamo questo,
se no lo anticipano, non deve essere anticipato, quindi lui va incontro, gira dentro il campo, il giro è dentro il campo e Mezzala il giro lo fa dentro il campo, quindi riceve la sponda. Quando riceve questa sponda dentro, Italia entra in partita dietro il quinto. Perché? Perché il quinto viene dietro queste. Se il quinto è qua, queste mi porta il braccetto, c'è un buco là che lo deve approfittare lui con l'escatto. Quindi proviamo questo. Punta centrale Palatessa, giro del Mezzala, taglio del trequartista. Andiamo. Perfetto, perfetto. E andiamo a concludere. Mezzala a posto e l'altra punta a conclusione. Dobbiamo andare, dobbiamo arrivare dall'altra parte. Dai animali, dai Granaveni, dai! Allora, una linea che dobbiamo fare. Paede! Mezzala! Punta! Una sola linea col che batte! Una sola linea col che batte e fare la laterale, dico, guarda la sono io che sono la punta. Quindi vai in con, vai dentro, punta, fai sponda con la palla a testa, tagli dentro, perché lui che riceve palla alla sponda ti mette in profondità. Mezzala apposta deve entrare in aria alla conclusione con l'altra punta. Deve arrivare alla conclusione, Mezzala opposta, sempre arriva alla conclusione, con punta. Andiamo, prova! Perfetto, perfetto. Andiamo ancora avanti. Allora ragazzi, domenica scorsa eravamo tutti guardando al che batte e noi lo che dobbiamo fare è il movimento. Mezzala va largo, il punta lo fa Sven questa volta, il trequartista lo fa Joel questa volta. Se dovete incrociare trequartista con Mezzala, questa giocata è punta centrale, questa giocata incrocio, no, è per tua. Questa giocata è per la finta del Mezzala che viene incontro e quando fa questo è che le sta dicendo scatta adesso, perché fa la finta. Sì? Quindi fa uno da lui. Ah! Punta centrale, incrocio, molla, perfetto, andiamo a concludere. Dobbiamo concludere l'altra punta centrale. Il Mezzala opposto. Questa deve mettere. No, dai, questa sì. Era meno di un metro, Bravo il portiere. meno di un metro. Segui la corsa! Palla a cintura, punta centrale, palla alle spalle, incrocio e la finta del Paede in questo caso. Scegli te. Va. Sponda un poco, perfetto. Ma aspetta. Paede, devi incrociare. Incrocio deve arrivare. Dentro il campo. Lui non ti fa la sponda verso te. Falla a me. Quindi la sponda è verso il campo. E dentro il campo, perché se no ti mando fuori di nuovo. Ti metto dentro il campo per andare dentro.
Rifà, la stessa. Va, dentro il campo, che buono! E adesso andiamo. Perfetto. L'altra. Tommy, per favore. Va. Perfetto. No, 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 no. Al contrario. El giro no es el giro. El giro es... Fuerte. Va. Pinta, adesso. Perfetto. Allora, ragazzi, l'ultima cosa. Attenzione a questo. Il gioco di mezzala domenica. Ogni fallo laterale incontro si deve mettere qua, perché non voglio che questi vengono incontro, le ridanno la palla e mi fa il cross. Quindi il mezzala è l'incarcato di chi batte. A posto? In tutta la fascia, non solo qua. Mezzala con chi batte. Doccia, chi vuole calciare minore, chi vuole calciare qualsiasi cosa lo può fare. Tocca la metà campo. Andiamo? L'altra volta. 2 tocchi in mediano. 2 tocchi. Oppure il corpo. Guarda prima. Muoviti, che lui deve guardare dove sei. Perfetto. Non andare troppo in avanti. Non fare stancare. Muoviti. Adesso io sono il difensore, la stessa cosa, Va. Guarda prima, guarda! Spari perché non guardi! Non puoi giocare quando la palla sentita. Quando la metti in rete puoi giocare ancora.
Mentale.